Restiamo in tema di opere idrauliche perché oggi a Riese Pio X nel Trevigiano è stato inaugurato un bacino di laminazione molto importante. Si tratta di un'ex cava che rischiava di diventare una discarica e che invece è stata trasformata in una vasca di contenimento da 500.000 metri cubi d'acqua, indispensabile anche per scongiurare esondazioni del Muson a Loreggia e Campo San Piero. L'acqua raccolta servirà anche come riserva nei periodi di siccità. Al taglio del nastro di quest'opera, che è costata 4 milioni di euro, finanziati dalla Regione, c'erano il governatore Zaia, lo avete visto e sentito anche nel servizio precedente, l'assessore regionale all'ambiente Conte. Per completare l'operazione sicurezza sul Muson, nel campo San Pierese, serve adesso un'altra opera simile a Onè di Fonte, sempre in provincia di Treviso. Ed è conto alla rovescia per il Botellón, che poi è un termine spagnolo. Il prossimo 30 maggio 10.000 giovani, almeno